La sala principale è questa da anni, non per tutte e 14 le edizioni di Veneto for You, ma da quando il workshop internazionale sul turismo è stato accolto all'Hilton Molino Stucchi di Venezia. Un punto di incontro dove oltre 330 operatori turistici veneti incontrano in sequenza 120 buyers stranieri provenienti da almeno 3 continenti. Appuntamenti serrati, si calcola che mediamente ogni operatore riesca a programmare una quindicina di incontri con potenziali clienti. Discussioni che poi riescono spesso a proseguire nelle diverse località turistiche venete, permettendo di testare direttamente la qualità dell'offerta, una formula che ha portato a ottimi risultati nell'anno in corso. Abbiamo una media di circa il 5,6% di aumento rispetto all'anno scorso, ma ci sono soprattutto dei dati incoraggianti per quanto riguarda il turismo domestico, cioè in sostanza gli italiani che sono tornati nelle nostre località, non solo i veneti ma anche gli italiani provenienti da altre regioni, e qui addirittura abbiamo un più 7% di aumento. In particolare mi fa felice l'andamento della montagna, che in questi anni aveva avuto delle sofferenze, quest'anno fa più 10% la montagna Veneto, e gli altri settori diciamo che si sono consolidati attorno a una media di crescita del 5%, penso al Lago di Garda piuttosto che alle città d'arte, quindi un'offerta varia che quest'anno ha avuto positività in tutti i comparti. Gli stranieri sempre a fare la parte del leone comunque. Sì, gli stranieri sono sempre 2/3 degli arrivi e delle presenze in Veneto, in particolare il nostro punto di forza sono sempre gli stranieri di lingua tedesca, quindi tedeschi e austriaci, però abbiamo avuto un incremento anche di turisti francesi e di turisti oltreoceano americani. Purtroppo abbiamo avuto un calo, per le ragioni note a tutti, degli turisti di madrelingua russa, che per le questioni relative all'embargo e al crollo del rublo purtroppo abbiamo da questo punto di vista un'inflessione negativa, però se i dati sono positivi vuol dire che siamo riusciti anche a sopperire alla mancanza del turista russo.